Dopo i cartelli con la scritta proprietà privata, spunta anche il divieto di accesso alla Scala dei Turchi e il proprietario dell'area annuncia il rilancio del sito con un piano economico ambientalista. Ma il sindaco di Realmonte, Lillo Zicari, non ci sta e dichiara guerra a quello che definisce il presunto proprietario perché, al di là delle mappe catastali, la scogliera di Marna è nostra, è patrimonio dell'umanità che ambisce al riconoscimento dell'UNESCO, altro che proprietà privata. Per questo il primo cittadino ha diffidato il proprietario intimandogli di rimuovere entro 3 giorni i cartelli con la scritta proprietà privata e il divieto di accesso che sono stati posizionati nei giorni scorsi sulla scordiera di Marna, mentre gli avvocati Salvatore Palillo e Antonio Maria Cremona, che assistono in questo braccio di ferro con il comune Ferdinando Sciabarrà, ex dirigente della Camera di Commercio in pensione, proprietario delle particelle catastali su cui ricade la scogliera bianca più famosa nel mondo, hanno annunciato un nuovo piano economico ambientale per la gestione dell'area e a quanto pare si prevede anche